perché quando incontro i contadini, dopo che ne sempre è la fusione della cantina e cose, no, a parte tutto, grazie e grazie di cuore, grazie. In sincerità, non è che uno legge un libro, lo capivo a del Veneto che mi guardava, non è che uno legge un libro e dice, e si compra il manuale del come che si fa il ministro, so anche mi devo imparare come voi altri, non sapevo che sarebbe state tutte queste robe qua, non è facile, e il fatto che sia persone vicine come voi altri mi aiuta in questo percorso. E gli agricoltori di molte regioni, qui a sentire il mio nome, siamo molto agitati. Sapete che non è facile andare con il Fasole Verde da giovedì a incontrare a Caserta gli allevatori di bufale piuttosto che in Puglia al 20, però mi penso che l'agricoltura sia tutto uguale, da nord a sud, e la tutela dei prodotti tipici e anche la tutela della salute dei cittadini, questo deve essere chiaro. Ringrazio Giorgio e i soci per l'ospitalità e per la disponibilità per questa festa, l'amministrazione comunale perché ho visto un'istruzione e quindi ne approfitto per ringraziare, e perdonatemi con un po' col cuore in mano ringraziare i miei amici del Codognier, Pili, Bet che lei il Delfino che mi tiene sempre informato, Pizzinato, insomma tutta la banda del Codognier, i ragazzi che quotidianamente mi sostiene, mi porta avanti e mi segue in questa avventura. Vi chiedo un applauso per chi è stato veramente bravi. Il mio successo è il successo delle nostre terre, il mio fallimento è il fallimento delle nostre terre, punto, non ve ne altro da aggiungere. I cittadini si è espresso in maniera inequivocabile, cioè non è che noi altri possiamo tornare a casa e dire che se ne sbagliamo, ma aveva trovato la porta serata, non si aveva le chiave, il distributore non ha fatto il pieno, ora noi altri dobbiamo andare a Roma e fare quello che i cittadini hanno detto di fare. Il primo consiglio non sarà facile, però abbiamo dare un segnale. Primo consiglio dei ministri a Napoli, pacchetto sicurezza, penso che vi piace, ve lo abbiamo votato, no? Essere clandestini oggi in Italia è un reato, affittare una casa a un clandestino significa confisca del bene e andare in galera, ma soprattutto significa che qua siamo altri paroni a casa nostra. Questo è il principio con il quale il ministro Maroni, sostenuto dal presidente Berlusconi, ha portato questo decreto, che non è voglia di fare politica, è voglia di dare una risposta, perché nei nostri programmi che era scritto quello che dobbiamo portare nel coso. La spazzatura a Napoli, vi visto che non è che abbiamo fatto tanti giri di discorsi, abbiamo scelto le discariche, abbiamo mandato ovviamente le forze dell'ordine, che ringraziamo e salutiamo anche chi è qua stasera, a difendere i presidi, e lo può dire dei ministri come me, come molti altri, che viene da regioni dove i cittadini, tutti noi altri, devono portare la raccolta differenziata al 60%. Qua non è nessuno che viene al dubbio di buttare una bottiglia di plastica sull'umido, perché ne viene male, pensando a fare un reato, pensando a fare qualcosa che non è bene per l'ambiente. E bisogna che questa cultura sia diffusa a tutti a livello nazionale. Le scoarze va divise, e allora si fa meno discariche, se si pone meno problemi di inceneritori. L'agricoltura, Giorgio prima diceva delle robe giuste, allora gli agricoltori so che stasera si aspetta delle notizie, e mi perdoni chi che magari non vi interessa questo aspetto tecnico. La filiera veneta ha presentato, anzi trevigiana, ha presentato il progetto per la riserva del nome. Lei agli uffici regionali, il nuovo assessore all'agricoltura immagino in tempi rapidissimi mi trasferirà il dossier, dopodiché si avvierà il discorso di riserva del nome. Cosa significa? Riserva del nome è un procedimento previsto dalla legge italiana che prevede che tutto il vino, in questo caso il prosecco, che i produttori di prosecco all'interno di zone DOC possano utilizzare in esclusiva sul territorio nazionale il nome di prosecco. Adesso qua qualcuno può dire, ma noi non siamo in DOC, siamo in IGT qua.
allora la filiera dovrà trovare un accordo sull'allargamento della DOC, perché la domanda che mi fa sempre i contadini è: ma la DOC si fa o non si fa? La DOC, per fare le riserva del nome, dovrà essere estesa anche all'IGT, punto. Ovvio che dopo dovrete trovare un accordo sulle quantità da produrre, perché passate da 250 quintali a ettaro a 130 quintali a ettaro DOC. Però i vantaggi quali saranno? I vantaggi saranno quelli di una tutela, sarà quelli comunque che con molto senso di responsabilità la filiera trevigiana sa che non potremo andare avanti pensando di produrre un vino che si può produrre in tutto il mondo. In questo momento chiunque pianta una pianta di prosecco dal Cile per arrivare alla Croazia, piuttosto che la Puglia, piuttosto che in altre zone del mondo, lo può vinificare, imbottigliare e chiamare prosecco. Noi vogliamo che questo non accada. Allora, siccome di 8.700 ettari a produzione, 8.400 sono in provincia di Treviso, 8.700 in Italia, 8.400 sono a Treviso, è giusto che i trevigiani si preoccupino per primi e che siano tutelati. Passaggio 2, non finisce qua, perché fatta la riserva del nome e la tutela nazionale, abbiamo problemi internazionali, cioè l'esportazione e quindi il nome anche in giro per il mondo. Qui c'è un progetto che vogliamo percorrere, che è quello di dare la DOC al paese di Prosecco in Friuli, avendo il DOC su un paese, trasferire il nome del vino Prosecco dal nome della vite, cioè la vite non si chiamerà più Prosecco ma sarà il nome del vino, perché porterà il nome di un territorio. Questo ci permetterà, in base agli accordi internazionali, di fare come hanno fatto quelli del Tokai, cioè il nome Prosecco sarà nostro in tutto il mondo. Questa è la procedura. Ovviamente le amministrazioni devono non essere l'ufficio complicazioni e affari semplici, non deve incasinare la vita. A voi però spetta, parlo di chi ha la partita IVA in tasca, di chi produce, di decidere tramite i vostri organi, tramite le vostre rappresentanze, perché avrete comunque dei momenti che non saranno facili, che saranno quelli di disegnare le nuove DOC, che saranno quelli di decidere le produzioni, cioè le quantità da produrre. Il futuro qual è? Il futuro è ancora bianco rispetto al vino, nel senso che il Prosecco è un vino che tira, il Prosecco è un vino che ancora incontra appetiti dei mercati internazionali. Stiamo soppiantando, ad esempio negli Stati Uniti, fasce di mercato prima occupate dallo champagne, però abbiamo un problema: non ce n'è. Sembra strano, ma non ce n'è. Come lo stesso problema ce l'abbiamo con il latte. Parliamo tanto di quote latte e altri discorsi, ma ricordiamoci che di latte non ce n'è. Quest'inverno è aumentato il prezzo del latte, è aumentato il prezzo del grano, è aumentato di conseguenza il prezzo al consumo del latte e del pane, aumentano i prezzi per i cittadini che hanno difficoltà a fare la spesa e a chiudere il fine mese. Ma perché? Perché comunque la politica agricola comunitaria ha sbagliato la sua programmazione. Abbiamo sempre ragionato, e provate a pensarci, in materia di eccedenze, di bloccare le eccedenze, di contingentare le produzioni. Oggi l'Europa si trova senza prodotto agricolo. Significa che qualcuno fuori dalle nostre frontiere può decidere cosa dobbiamo mangiare, quanto dobbiamo mangiare e quanto lo dobbiamo pagare. La grande battaglia che stiamo facendo, lo dico agli agricoltori, è quella di fare una battaglia in Europa. Io sarò in Slovenia lunedì e martedì con il Consiglio dei Ministri d'Europa, quindi i Ministri dell'Agricoltura dei 27 paesi, per portare le nostre ragioni, per riportare la produzione agricola al centro dei finanziamenti comunitari. L'Europa ha disegnato un modello di finanziamenti con la PAC che non funziona, che è quello di spalmare sui campi finanziamenti per tutti. I soldi vanno dati a chi lavora la terra e che vive di terra.